Assessore Piero Comandini, ci racconti un attimo il vostro intervento qui in fiera, perché è importante la presenza della provincia. Quest'anno è importante la presenza della provincia, tra l'altro in una continuità di collaborazione con l'ente fiera, ma soprattutto perché quest'anno, anche perché sono i 50 anni dalla firma dei trattati di Roma della Costituzione europea, abbiamo voluto portare in fiera Antenne Europa, che è il nostro ufficio di politiche comunitarie che si occupa della promozione di tutte quelle che sono le opportunità che l'Europa propone ai nostri cittadini. Quindi qui in fiera tutti i visitatori troveranno tutti i depliandi che parleranno di che cos'è l'Europa, troveranno tutti i progetti e i programmi comunitari per i finanziamenti in tutti i settori, troveranno quindi una porta aperta per l'Europa. Quindi la provincia di Cagliari quest'anno ha voluto, attraverso questo stand, aprire una porta all'Europa. Siamo in qualche modo vicini all'Unione dei Comuni, quindi abbiamo fatto una sinergia anche per quanto riguarda gli enti locali. Una presenza importante quindi e con una novità importante che è l'Europa, che in qualche modo vogliamo offrire a tutti i visitatori della Fiera Internazionale della Sardegna. Un'apertura verso l'Europa che garantisce anche possibilità, nuove prospettive anche per i giovani? Sicuramente, qui i giovani riusciranno a avere le prime informazioni che riguardano anche le opportunità in termini di finanziamenti, in termini di studio, in termini di ricerca e in termini anche di viaggi e collegamenti. Abbiamo portato tutte le ultime anche novità che attraverso il nostro ufficio di Bruxelles ci hanno mandato proprio in questi giorni, in modo che abbiamo anche alcune iniziative inedite che gli ospiti della Fiera Internazionale della Sardegna potranno trovare al nostro stand. Grazie. Okay, Grazie ciao. Piero.